Puglia c'è una cazzo di fabbrica che da sola produce il 37% dell'anidride carbonica europea. Si chiama ILVA, con l'acciaieria di merda, il padrone di merda di Genova, che non la nostra coglione. Dicevo, questo che è venuto a casa nostra e ci ammazza. Se tu passi da là, tu parli rossa, tutta rossa, ma non rossa per il pesce, no. I muri sono rossi, le strade sono rosse, le strade sono rosse, anche l'osso è rosso, perché fuori esce da questa cazzo di mappa. Dice non lascia che è rossa, ma anche i polmoni delle persone sono rossi. Hanno ucciso 2000 pecore. Perché le case c'è la diossina? Pecore, hanno fatto delle fabbriche, la stessa catena alimentare. Cazzo, allora io dico, a noi ci fanno respirare questa merdaccia di diossina e poi agli giovani le canne no! Dov'è? Non solo qualche grande città, in qualsiasi città, anche a Catanzaro, nel centro di Catanzaro ci sarà il traffico e laddove c'è il traffico c'è il TM10, c'è il TM10. Sono andato su Wikipedia a vedere che cazzo è stato il TM10, una particella così piccola non riesce a entrare nei nostri alveoli polmonari, così piccola che entra nei vasi sanguigni, ancora così piccola la cellula non basta, è ancora così piccola che rapporto con il nucleo. Quando il TM10 proprio con il nucleo c'è il tumore, allora in Puglia il 65% della povera gente muore di tumore, voi lo sapevate? Ve lo dico io, in Puglia il 65% di gente dal Salento in giù muore di tumore. Allora io dico, cazzo, sto stato, mi faccia morire di tumore, queste fabbriche del merda fanno morire con la gente. Allora io dico, lo Stato ci fa morire no, di tumore per le fabbriche, e invece hai gioco, le canne, no! E io pure dico un testo, 10 km, la ragazza dice di fare bene, questa cazzo